Conferenza stampa stamani da parte del questore di Agrigento Ricifari sulla prossima festa di San Calogero a Porto Empedocle, che inizierà domani e terminerà domenica. La festa si farà, afferma il questore, basta ricatti e minacce, sia alla tradizione ma non in maniera selvaggia. Agrigento è la piazza più difficile in cui sono stato, afferma il questore, sull'organizzazione delle feste popolari che si svolgono. C'è da mettere le manette a parecchia gente, la festa si farà secondo le tradizioni, di comune accordo con la Chiesa, gli organizzatori e il comune. O si sta alle regole, afferma il questore, per partecipare alla festa in massa, isolando gli imbecilli. Certa gente va isolata e non applaudita. A Porto Empedocle c'è un po' di fermento da parte delle persone per bene che hanno la preoccupazione e l'intenzione di far svolgere la festa in maniera ordinata, popolare, con successo, con grande attenzione anche ai momenti di spiritualità, oltre che a quelli della tradizione. Questa preoccupazione è comune alla Curia, ai parroci di Porto Empedocle, all'amministrazione di Porto Empedocle e al comitato organizzatore, e anche a molti di coloro che prestano volontariamente il proprio operato come portatori o altro. Quello che succede è che ci sono alcune poche decine di persone che intendono condizionare lo svolgimento della festa perché ritengono di dover avere mano completamente libera nella gestione della stessa, anche per arrecare inchini e quant'altro a banditi, cosa che ovviamente nessuno nella comunità può tollerare e quindi non verrà tollerato. C'è stato un antefatto di cui lei ha raccontato in conferenza stampa qui in quest'ora tra alcuni esponenti del comitato organizzatore e un funzionario della questura, se ce lo vuole sintetizzare. Non il comitato organizzatore. Il comitato organizzatore ha avuto un atteggiamento assolutamente rispettoso ed è da mesi che siamo in contatto. E lo stesso comitato organizzatore, così come l'amministrazione, così come anche la parte ecclesiastica, che ci ha segnalato dei tentativi abbastanza violenti di condizionamento delle varie fasi della festa e anche e soprattutto di individuazione di coloro che devono fare i portatori. Siccome la norma lo consente, noi abbiamo chiesto di fare un elenco dei portatori e di individuare e abbiamo fatto noi una cernita sulla base di questo elenco su chi ha precedenti significativi di polizia e chi non ne ha, chi ha comunque problemi in atto e quindi non è il caso che svolga questa funzione. E questo non viene nemmeno questo tollerato, né da chi ha la possibilità o non avrebbe la possibilità, viene ritenuta una prevaricazione e invece prevaricazione non è, prevaricazione è quella che si vuole imporre alla comunità cercando di condizionarla attraverso la protervia, la prepotenza e la minaccia. Ovviamente nessuna delle istituzioni coinvolte può tollerare questa situazione, ma io non sono preoccupato, io sono convinto che la stragrande maggioranza degli empedoclini e in particolare dei portatori, che sono un centinaio, e quelli che invece fanno questo tipo di alzate di testa sono forse qualche decina, che non ci saranno problemi perché saranno in grado da soli di isolare le teste calde. Ad ogni modo la festa si svolgerà nelle modalità previste, quelle richieste dal comitato organizzatore e dalla parte ecclesiastica. Noi e l'amministrazione comunale ci siamo organizzati perché si svolga nella maniera più festosa e migliore possibile e comunque qualora ci fosse qualcuno che ritenesse di dover impedire dei momenti della festa o impedire ai soggetti autorizzati di svolgere le azioni per cui sono autorizzati e per cui hanno già organizzato e hanno fatto prove e quant'altro, perché devono disturbare, ne trarremo le conseguenze. Noi siamo presenti sulla festa e saremo più presenti che in altri momenti e in altri frangenti per garantire invece a tutti
di poterne fruire festosamente e liberamente. La minaccia era quella di non far uscire San Calogero praticamente dalla chiesa da parte dei portatori, erano no? varie e distinte, si andava dal non fare uscire San Calogero a costringere tutti a fare una specie di sciopero dei portatori e quindi nessuno che portasse San Calogero o ancora peggio, cosa sentita direttamente con le mie orecchie, causare dei disordini, delle risse nei pressi dei punti principali della festa per dimostrare che senza di loro non si può fare.